ore 7:15. Siamo partiti da un quarto d'ora da Perugia in direzione Ancona. Non sono sicuramente contento che l'iniziativa si faccia qui davanti, perché vuole dire che in cantiere c'è un problema. Durante l'avvertenza che facemmo nel 2011, quando il cantiere aveva chiuso, quando poi dopo il congresso eucaristico si presentò l'amministratore delegato dicendo: c'è lavoro per 1500 persone, ma 180 di voi devono stare in cassa integrazione a 0 ore ed essere sostituiti dagli appalti. Noi abbiamo detto no, abbiamo iniziato una battaglia, siamo arrivati ad occupare anche la fabbrica per 100 giorni finché non abbiamo fatto un accordo in base al quale, con un sacrificio a livello di produttività, tutti saremmo rientrati al lavoro, e questo si è verificato. I lavoratori di Fincantieri sono diventati residuali, licenziamenti forzosi non ci sono stati, però sono uscite con la mobilità incentivata persone in prepensionamento che non sono state risostituite, quindi turnover bloccato. Questo sta succedendo dentro Fincantieri, e lavoratore Fincantieri è sostituito dal lavoratore degli appalti, che se da una parte c'è un appalto specializzato, serio, che si comporta secondo le regole, paga i lavoratori, dall'altra parte c'è un sistema che è stato messo in piedi, dentro il quale è facile che avvengano determinate infiltrazioni se poi non ci si sta estremamente attenti. Per quanto riguarda il relativo lavoro, la conferma è stata completata la legge di iniziativa popolare all'esame delle commissioni, che hanno apportato modifiche ed andrà calendarizzata per la sua approvazione. Per noi quello della riattivazione del lavoro è un tema assolutamente centrale, perché dobbiamo rendere evidente che esiste un'alternativa dell'economia legale. Mi chiamo Elisa, sono la coordinatrice del Gulliver Ancona. Quella che vedete alle mie spalle è una mostra che ha lo scopo di illustrare le condizioni fatiscenti delle case degli studenti. È proprio su questo tema che abbiamo impostato la nostra campagna autunnale, perché le condizioni degli studentati gestiti dall'Erzo di Ancona sono veramente terribili ed invivibili. I problemi sono tantissimi, dalle muffe ai bagni in comune che non sono sufficienti e non sono puliti, alle camere che sono troppo piccole, alle infestazioni di scarafaggi e topi. Abbiamo cercato di illustrare questo problema invitando alla mostra che abbiamo fatto in città a tutto il mondo politico e istituzionale, quindi partiti, enti per il diritto allo studio, università, ma anche assessori e regione. Lo abbiamo fatto perché si tratta di un problema complesso che appunto va sviscerato su vari livelli. Della regione che stanzia soldi per gli studentati, e i soldi attualmente a disposizione non sono sufficienti. C'è bisogno di una politica seria di investimento sulle case dello studente, perché allo stato attuale sono veramente invivibili e gli studenti non vogliono starci, preferiscono piuttosto prendere delle case private e pagare anche un affitto piuttosto che vivere nelle case dello studente. Quello che chiediamo è che le istituzioni finalmente ci ascoltino, quindi che ci ascolti il comune, che ci ascolti l'università, che ci ascolti la regione, ma soprattutto che ci ascolti lo Stato, perché se da un lato è vero che comunque le case dello studente o comunque il diritto allo studio sono temi in capo alle regioni, è anche vero che se lo Stato stesso in primis non investe direttamente o non concede alle regioni dei finanziamenti adeguati, gli studentati continueranno ad essere dei ghetti e dei luoghi di esclusione piuttosto che di inclusione sociale. Mi chiamo Francesco, ho 19 anni e faccio il voltaire all'ITIS a Torrette. Io mi chiamo Vlad, 18 anni e faccio l'ELIA, il nautico. L'ITIS alla fine funziona, non ci sono grossi problemi, nulla di che, tutti i computer funzionano, il riscaldamento funziona. Quello che fa riflettere è quello che è il nautico, appunto, che essendo lo stesso istituto non ci sono le stesse cose che ci sono al nautico, e col tempo si è creata anche una rivalità fra studenti, fra quelli dell'ITIS e quello del nautico, perché appunto
non abbiamo assolutamente quasi nulla, se abbiamo qualcosa sono dei computer antichi che a malapena funzionano, sì e no, una connessione internet che manca da ormai qualche mese, non abbiamo quasi nulla. Adesso non si sa manco se c'è un bagno per un ragazzo che è in sedia a rotelle. A livello strutturale, come colonne portanti che hanno crepe molto grandi, anche 2-3 centimetri distaccati, proprio distaccati dalla colonna. Per esempio io parlavo con degli studenti del nautico e mi hanno detto che ogni anno fa sempre più freddo e che sicuramente quest'anno alcuni non andranno a scuola, perché comunque nautico e l'ITIS sono due scuole in cui la gente viene da fuori, viene da Fano, viene da Senigallia, viene da lontano. Ci sono studenti di ITIS comodamente seduti in classe con il termosifone di fianco, tipo me, c'ho il termosifone di fianco, e invece studenti di nautico che muoiono di freddo. Ma la rivalità più parte da qui dentro, dato che essendo in teoria la stessa scuola, no? Il percorso mio sarebbe dare ripilota di linea, quindi con l'università non ho che fare. L'accademia. Poi, accademia civile, sì. Io pensavo di sì, pensavo di provare a fare ingegneria o comunque design dell'automobile. Stando a scuola si impara comunque a stare dentro una comunità, dovrebbe essere una comunità di scuola oppure quella del lavoro, quindi si impara a lavorare insieme, si impara a stare insieme, si impara a vivere giorno per giorno. Te non c'avevi le finestre infatti, cioè plexiglass, tenute su con le catene, con gli spifferi, sì, c'è adesso c'è ragione. Sì, le finestre che sono sia in un vetro molto sensibile, quindi fa una folata di vento più forte, rischiamo comunque che ci troviamo pieno di vetri sopra la testa, e anche che le finestre quelle rotte sono state sostituite con plastica che passa tutta la corrente lì dentro l'aria, quindi sono cose inutili. Cioè. Dentro io non mi posso svegliare la mattina e venire con la paura di rischiare la vita da un momento all'altro per magari un terremoto o qualsiasi altra cosa. A livello organizzativo dovrebbero essere aggiunte anche, cioè dare spazio anche ai ragazzi, non solo a livello di ok, chiediamo ai ragazzi dove si farà la gita, ma anche di cose come a livello strutturale, di come insegnare dentro la scuola, di come gestire i soldi della scuola, perché la scuola è anche nostra. Se questo ragazzo è cresciuto